Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi voglio trasmettervi un esercizio che considero molto importante per quanto riguarda la difesa occulta. Come ben sapete, nel mio canale si parla molto di difesa occulta, è una materia per me importantissima, è una sapienza che è fondamentale perché purtroppo e già lo annusiamo nell'aria con gli avvenimenti, le tensioni internazionali, ma anche certi campanelli d'allarme, non ultimo alcune previsioni che nel tempo sono state fatte da chiaroveggenti e da persone dotate della capacità di vedere gli eventi in anticipo, ci avviciniamo a tempi difficili e sarà quasi impossibile scansare questo karma che ci attende un po' tutti. Dunque, dal momento che alcuni eventi saranno difficili da evitare, molti di noi, quando dico noi intendo occultisti, ultimamente hanno cominciato a parlare un po' di più e a insegnare di più, ad aprire più le porte agli insegnamenti. Non pensiate che lo facciano per un guadagno, non gliene frega niente di regalarvi le cose. E lo stessa cosa vale per me, io non ho nessun ritorno a insegnarvi queste cose se non la sensazione di aver fatto nella misura di quanto mi era possibile qualcosa di utile. Nei tempi che arriveranno, insomma, diciamo che l'arma segreta, l'arma nascosta sarà proprio la nostra capacità di difenderci con qualsiasi mezzo, compreso i mezzi occulti. Sappiate appunto che arriveranno dei momenti in cui queste cose che state imparando o tramite il mio canale o tramite anche altri che stanno divulgando in questo periodo, sicuramente trarrete giovamento e riuscirete a fare una piccola qualcosa, a dare una mano e non solo, a fare la differenza, quantomeno per quanto riguarda voi, i vostri cari e le persone, ma perché no, anche la vostra comunità, il posto, il luogo in cui vivete e risiedete. Dunque oggi vi trasferisco un altro mezzo, un altro sistema che proviene dalle scuole iniziatiche, è un sistema appunto che si conosce, si tramanda generalmente in via orale, bocca a orecchio, si chiama così quello che è il trasferimento appunto di conoscenza soltanto per via orale. È probabile che da qualche parte sia anche stato scritto, io l'ho scritto di sicuro. Si tratta della campana di specchi. Allora, questo è un sistema molto forte, molto efficace, soprattutto laddove viene rafforzato quotidianamente. È un sistema che può sostituire, diciamo così, tra virgolette, l'ovetto di protezione per quanto riguarda la difesa personale, ma si presta estremamente bene per la difesa dei luoghi. Dunque io non lo sostituirei all'ovetto di protezione, che invece continuerei a fare e a ripetere, a rinforzare quotidianamente intorno a voi stessi e ai vostri cari. E ulteriormente aggiungerei questa campana di specchi. È una tecnologia, diciamo così, per difendere da aggressioni anche di natura occulta lo spazio in cui vivete. Nel momento in cui installate una campana di specchi nel vostro circondario, diventerà, soprattutto rafforzandola nel tempo, diventerà impossibile per forme pensiero, per curiosi astrali, per insomma altre forme di intrusione penetrare nel vostro ambiente domestico oppure nella vostra azienda, il vostro luogo di lavoro, tutti i luoghi che vorrete tutelare, difendere e proteggere. È chiaro che all'inizio, soprattutto una persona che
non ha una potenza psichica molto intensa perché è fuori allenamento, comunque deve addestrarsi, deve esercitarsi. All'inizio dunque dicevo la tutela, la difesa che creerà sarà debole, ma quello che vince è il rafforzo quotidiano, cioè l'insistere, continuare sempre, perché in questo modo si sovrascrive come se si continuasse ad alimentare una stessa visione fino a renderla assolutamente attiva, forte nell'astrale, ed è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Questa campana di specchi cosa fa? A livello occulto rende invisibile il luogo che viene circondato dalla campana di specchi, perché in un certo senso verrà riflesso all'esterno l'immagine circondante, come se andasse a sparire. Non si individua con la visione astrale un luogo circondato e tutelato dalla campana di specchi, o comunque diventa inviolabile. Per anche chi dovesse riuscire a individuare questo luogo, comunque non riuscirebbe ad entrarvici, a meno che appunto non sia chi chi ha inserito, chi ha messo in atto questa strategia difensiva ad autorizzare l'accesso. Dunque, come si procede? Raccoglietevi in meditazione, raccoglietevi con i vostri pensieri, anzi svuotate la mente dei vostri pensieri e concentratevi sul respiro. Questi sono i primi passi fondamentali e sono uguali sempre per qualsiasi lavoro di visualizzazione. Dunque assumeremo la posizione a noi più comoda, più congeniale, ma non troppo comoda da indurci al sonno. Questo è un suggerimento ed è un punto fermo per qualsiasi tipo di meditazione che non voglia essere semplicemente la scusa per un riposino e una pennichella. Perciò assumeremo una posizione comoda, ma non troppo, chiuderemo gli occhi, ci concentreremo sul respiro e possibilmente seguiremo il moto dell'aria che entra e che esce, ed è un modo per non pensare ad altro, concentrarsi appunto sul respiro, sul rumore dell'aria che entra e le sensazioni che abbiamo nel corpo mentre questo avviene, mentre entra mentre defluisce all'esterno. In questo modo appunto ci troveremo a realizzare la nostra presenza nel momento, perché appunto ascolteremo sensazioni fisiche legate al momento presente. In quanto poi questo appunto ci aiuta a focalizzarci e a svuotare la nostra testa. Poi procederemo in questo modo: visualizzeremo il luogo che vogliamo tutelare. Potremmo immaginare di elevarci uscendo dalla fontanella in una sfera di luce, oppure semplicemente immaginare, appunto, senza star lì a guardare in che forma, in che modo, immaginare di essere dall'alto e guardare verso il basso il luogo appunto di interesse. E immaginiamo appunto di formare intorno a questo luogo una campana energetica, una campana che circondi appunto tutto, comprendendo tutte le aree di pertinenza che vogliamo tutelare e cominciamo a dargli una consistenza. Immaginiamo appunto che se prima è come una specie di energia, come una nebbiolina, ecco, che circonda e comincia ad addensarsi sempre di più, continuiamo a caricarla psichicamente, questa nebbiolina, fino a quando comincia a diventare una materia quasi più plastica. Continuiamo a caricarla fino a quando diventa una materia più solida e poi le diamo questo aspetto a specchio. Possiamo fare come vogliamo, cioè possiamo immaginare tanti specchi uno accanto all'altro che riflettono verso l'esterno la luce, oppure un'unica grande lastra di specchio sinuoso, perché deve comunque abbracciare, ricoprire, circoscrivere tutto l'ambiente che intendiamo tutelare.
Starà a noi dunque immaginare il modo in cui si formerà questo specchio, è assolutamente lasciato libero al vostro personale sentire e cominciamo appunto a trasferire in questa costruzione la facoltà di rendere invisibile il luogo o inaccessibile il luogo, invalicabile alle forze astrali e a tutto quello che gira sul piano astrale. Dunque rinnoveremo giorno dopo giorno questa visualizzazione e ovviamente sarà un esercizio molto importante perché oltre a dare un valore difensivo all'ambiente è un esercizio ottimo per la nostra visualizzazione, per la nostra vista interiore e non ultimo ci permette di addestrare anche altri sensi. Poiché per mantenerci focalizzati e per dare maggiore intensità e maggiore forza al nostro esercizio potremmo utilizzare anche la percezione che ci proviene dagli altri sensi, sempre però considerandoli come sensi astrali, cioè la vista interiore, l'udito inteso come chiara udienza e tutti gli altri sensi che sono sui livelli sottili e non il livello fisico. Dunque diamo spazio alla nostra visualizzazione, alla nostra immaginazione, diamo forza con la ripetizione e diamo protezione a quelli che sono gli ambienti per noi vitali. Fatelo perché i conflitti o le difficoltà o le problematiche o i tempi duri che arriveranno cominceranno anche dal punto di vista dell'astrale. Dunque è importante che facciate esercizio anche in questo senso e che vi rafforziate sempre di più. Coraggio, siamo tutti insieme in questa avventura, non siamo soli e comunque ce la faremo. Grazie di tutto e grazie per avermi ascoltato fin qui, esercitatevi perché comunque questa campana di specchi porta un'atmosfera serena, pacifica, lontana dall'inquinamento esterno, così come l'uovo di protezione ci isola dalle interferenze e dagli scambi, diciamo così, energetici con le altre persone. La stessa cosa può essere fatta per gli ambienti in cui sostiamo o nei quali insomma, viviamo o trascorriamo il maggior numero di ore. Grazie allora per avermi ascoltato, esercitatevi e fatemi sapere quali saranno i risultati, che cosa percepirete a livello di vibrazioni o di sensazioni nel vostro ambiente dopo un po' di giorni che avrete cominciato a fare la campana di specchi e condividete se volete le vostre impressioni nei commenti sotto. Resto sempre a disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento, mi potete scrivere. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qua, vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegard.